però io qui ho il tuo programma e magari volevo condividerlo con te. Quindi si parte da venerdì, apertura festival, ci sono vari dibattiti che cominciano dalle 17 di venerdì e vanno avanti dalle 10 di mattina fino alla sera. Quindi ecco, ci vuoi accennare, magari ti ricordi qualcosa in particolare su cui magari vorresti attirare l'attenzione del pubblico, cioè come evento un po', a parte quello dove parteciperò io, ti ringrazio. Sicuramente, visto che abbiamo parlato di democrazia cristiana, il venerdì sera non potete mancare perché ritornerà in auge Rocco Buttiglione, che da tanti anni non era più né sugli schermi né nemmeno nel reale, invece ritorna, e quindi ci sarà questo dibattito alle 21, leggo alle qui. 21 di venerdì, Sì. molto interessante, tra Rocco Buttiglione e Corrado Cone, che sono due tra i massimi esponenti a livello filosofico attuale e viventi. Poi sicuramente il sabato c'è Stefano Zamagni, esponente dell'economia civile, che Alle 16:30. alle 16:30, esatto, e sempre lo stesso giorno abbiamo un altro economista di un'altra area, che è il senatore Borghi, Claudio Borghi, anche quello evento molto atteso. E poi la domenica, tra gli eventi più attesi, ci sarà sicuramente Giuseppe Cruciani, che tra l'altro ricordiamo tutti gli eventi sono gratuiti, quindi aperti a chiunque, e poi sempre lo stesso giorno avremo anche Michele Boldrin, altro economista molto famoso, e anche qui sarà bello perché chi vivrà tutto il festival potrà vedere anche l'affrontare una tematica come il tema di quest'anno, cioè consumo dunque sono, sotto vari aspetti e punti di vista, e quindi anche sotto 3 filosofie economiche diverse. Ecco, Quindi ricordiamo Conegliano, città in provincia di Treviso, andiamo in onda in tutta Italia, quindi sicuramente qualcuno vicino e fuori regione potrebbe far piacere partecipare. Conegliano e provincia di Treviso, quindi c'è una sola piazza, mi pare, dove c'è una piazza più 4 postazioni dove si fanno gli eventi, e questi eventi sono tutti che girano attorno alla piazza, quindi è un sistema molto, sì, è comunque tutto lì in centro vicino alla piazza Cima, che è la piazza centrale di Conegliano.